Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, siamo in diretta, oggi tanta la cronaca, anche molti collegamenti che faremo con le varie redazioni, andremo a Verona, al Vinitaly, dove per noi c'è il nostro Lucio Zanatto, è arrivata lì la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha detto sono giornate un po' complesse ma ci ho tenuto ad essere qui, poi ha ancora detto la centralità che questo governo attribuisce è importante da parte del governo al mondo dell'agricoltura e alla possibilità per i nostri agricoltori di continuare a produrre eccellenze vedendo riconosciuto il giusto prezzo. Quindi ci collegheremo fra poco con Verona, andremo anche a Treviso dove c'è stato un atto vandalico in occasione della sagra a Casale sul Sile con la rabbia dell'amministrazione comunale, poi ancora a Mestre dove c'è stata una doppia rapina con un coltello a Mestre in Corso del Popolo ed è stato catturato l'aggressore. Prima però di tutto questo il nostro sondaggio, quello che vogliamo proporvi noi oggi, che riguarda la politica. Nel festeggiare i 40 anni dalla nascita della Lega, il fondatore Umberto Bossi ha detto che al partito serve un nuovo leader, rilanciando la questione settentrionale. Dunque lo vedete, Bossi, Silura, Salvini, ha ragione il Senatur, se siete d'accordo quindi sì, 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo lo vedete in rosso il no, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata di questa sera a Ring. Ovviamente potete iniziare a votare anche ora. E prima dei collegamenti la cronaca, perché torniamo a parlare della tragedia di Suviana. Sono ore di attesa per la famiglia di Adriano Scandellari, l'ingegnere padovano morto in questa tragedia. La moglie attende la restituzione della salma che si trova ancora all'obitorio di Bologna. Mentre si attendono novità su nulla osta al rientro della salma di Adriano Scandellari per definire una data dei funerali dell'ingegnere padovano vittima della strage della centrale idroelettrica di Suviana, è iniziata l'inchiesta per ricostruire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato la terribile deflagrazione che ha fatto collassare i solai tra i livelli -8 e -9. Sotto esame in particolare l'alternatore, principale indiziato per l'esplosione. Importante sarà l'analisi dei materiali recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Oggi intanto in prefettura a Bologna è previsto un incontro per discutere il ripristino delle funzionalità della centrale. Nel frattempo, domani in Sicilia il primo funerale delle vittime, quello del 36enne tecnico messinese recuperato il giorno stesso dell'esplosione. A Noventa Padovana invece questa sera nella chiesa di Noventana ci sarà un momento di preghiera per Stefano Bellabona, il secondo ingegnere padovano coinvolto nell'incidente sul lavoro, rimasto gravemente ustionato e tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Parma. Dunque la vittima Adriano Scandellari è uno dei feriti, lo avete sentito, Adriano Bellabona, si sono formati a Padova in una delle scuole di ingegneria più prestigiose d'Italia. Giovane studente di ingegneria, lei è entrato nella centrale idroelettrica di Bargi. Che ricordo ha di questa esperienza? Ma era la fine degli anni '80 ed Enel aveva fatto uno stage per studenti di ingegneria, ho avuto la fortuna di partecipare e ci hanno portato a visitare questa centrale come uno degli esempi proprio dell'orgoglio dell'ingegneria italiana, ed effettivamente dal ricordo che ho io è di una centrale che è stata fatta con veramente l'eccellenza tecnica. E ricordiamo che Enel allora era ente di Stato, quindi aveva un obiettivo di tipo tecnico, non di tipo economico, quindi non si risparmiava su nulla. Una centrale costruita a regola d'arte, quella di Bargi, un modello utilizzato come altre centrali della dorsale appenninica per regolare la rete di distribuzione dell'energia elettrica. È l'ingegnere Arturo Lorenzoni, professore associato di economia dell'energia dell'Università di Padova, che parla, ripetendo più volte che solo l'inchiesta aperta dopo l'esplosione di martedì potrà dare una risposta a un incidente per ora inspiegabile. Un'esplosione di quel tipo è al di fuori di quello che possiamo pensare nell'immaginazione dell'utilizzo di una macchina idroelettrica di quel tipo. La scuola di ingegneria padovana resta una scuola davvero di grande eccellenza. Adriano Scandellari, vittima, ingegnere laureato a Padova, uno dei feriti più gravi Stefano Bellabona, ingegnere laureato a Padova. Io ricordo che
la sede dell'ingegneria idroelettrica di Enel era a Mestre, quindi nella nostra regione si è diffuso un grande numero di imprese che lavoravano per l'idroelettrico, e anche oggi ce ne sono molte nel Padovano, nel Vicentino, nel Trevigiano, che direi sono l'eccellenza tecnica a livello internazionale. E indubbiamente sono persone con grande competenza, con grande esperienza tecnica, e vedere un incidente di questo tipo è un dolore molto grande. Io voglio veramente esprimere la vicinanza alle famiglie e l'augurio che presto Bellabona possa riprendersi. Ed ora andiamo invece a Bassano. I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato. I carabinieri di Bassano hanno arrestato un pregiudicato 33enne di origini marocchine domiciliato a Nove, ritenuto responsabile di rapina e lesioni aggravate commesse ai danni di una prostituta. Le manette sono scattate a seguito dell'intervento dei militari in un appartamento dove la donna straniera era stata aggredita dal cliente. Nella denuncia presentata, la donna ha raccontato di essere stata contattata al telefono dal 33enne con il quale aveva concordato l'appuntamento, e così poco dopo l'uomo si è presentato a casa della donna interessato a una prestazione sessuale a pagamento. Tuttavia, una volta all'interno della casa, il 33enne ha cambiato atteggiamento, diventando aggressivo e stringendo un braccio attorno al collo della donna al punto da farle perdere i sensi. La vittima ha raccontato di essersi risvegliata dopo un po' di tempo, di essersi accorta di perdere sangue dal naso e di aver trovato l'uomo intento a trafugare tra i suoi effetti personali, il quale, minacciandola, ha preteso anche la restituzione dei soldi precedentemente pagati. L'indagine dei carabinieri ha consentito l'immediata identificazione dell'uomo, che è stato arrestato. La cronaca ora ci porta a Bressanvido, sempre nel Bassanese, dove si è verificato un incidente. Attimi di paura nella serata di ieri a Bressanvido, dove un'automobile con 2 persone a bordo è uscita di strada ribaltandosi in un campo. Lo schianto è avvenuto in via San Benedetto in direzione di Pozzoleone. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale del consorzio Nevi, intervenuti sul posto per i rilievi di rito e per mettere in sicurezza la zona. Nella Fiat 500L volata fuori strada c'erano 2 persone che sono state estratte dai vigili del fuoco e portate in codice giallo nell'ospedale di Vicenza. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Durante le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo, finito a parecchi metri dalla sede stradale, ci sono stati disagi per il traffico. Ed ora nel Trevigiano, da questa notte i vigili del fuoco stanno operando in via Raia Ormelle, in provincia di Treviso, per l'incendio generalizzato di un'abitazione disabitata. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. I pompieri arrivati da Motta, di Livenza, Conegliano, Treviso, con 2 autopompe, 2 autobotti e l'autoscala e 12 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento della vecchia abitazione. Vediamo se riusciamo a vedere anche le immagini, disposta su 2 piani, completamente avvolta dalle fiamme all'arrivo delle squadre. Ancora in corso proprio questa mattina le operazioni di bonifica. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ed ora nel Vicentino fuga all'alt della polizia, inseguimento per le strade di Vicenza da parte di un automobilista marocchino con la patente già revocata, che ha tentato anche di forzare il posto di blocco ed è stato denunciato. Vediamo il servizio. Sono le 7:30 del mattino quando in via Aldo Moro a Vicenza un'auto viene notata dalla polizia mentre passa con la porta posteriore aperta, da cui spuntano le gambe di un passeggero disteso. Inseguita e raggiunta in via Ragazzi del 99 la macchina di fronte alla paletta rossa degli agenti. Invece di fermarsi accelera bruscamente dandosi alla fuga. Inizia un inseguimento a sirene spiegate, ma il fuggitivo continua a correre ad altissima velocità tra le strade cittadine in via Stichello verso Monticello Conte 8. L'auto che scappa
scappa in bocca a una stradina in aperta campagna e lì impatta parzialmente sulla recinzione esterna di un'abitazione. All'uscita dalla strada di campagna i fuggitivi trovano ad aspettarli una volante della questura che gli sbarra la strada. L'autista a bordo della sua macchina prova a forzare il blocco, danneggia l'auto della polizia e il muretto di un'abitazione rurale. Per fortuna i poliziotti rimangono illesi. I due a bordo vengono bloccati, ma ancora si oppongono al controllo degli agenti che devono usare la forza per tirarli fuori dall'abitacolo. Il conducente è un marocchino di 29 anni che si rifiuta di sottoporsi all'alcol test. L'uomo sdraiato sui sedili posteriori è invece un italiano di 26 anni che risulta il proprietario della vettura. Dichiara di non essersi accorto di nulla e di non aver visto o sentito la volante della polizia che li inseguiva. I due, che vivono entrambi a Thiene, vengono perquisiti. Nelle tasche del marocchino sono stati trovati quasi 2 grammi di hashish, mentre l'italiano ha cocaina per quasi mezzo grammo. L'autovettura è stata sequestrata, così come la droga. Entrambi sono stati sanzionati per possesso di stupefacente a uso personale. Il conducente è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all'alcol test, per resistenza a pubblico ufficiale e per guida con la patente già revocata. Ed ora, come vi avevo annunciato, andiamo a Casale sul Sile nel Trevigiano, dove c'è stato un atto vandalico durante la sagra che ha coinvolto oltre 100 ragazzini. Ce ne parla la nostra Eddie Kaliman, che è assieme a Alberto Pivetta per la parte tecnica. Eddie, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Alle mie spalle la festa finita, la festa dell'8ª di Pasqua, ma non si sono placate, non sono finite le polemiche rispetto a quanto accaduto 2 sere fa proprio qui davanti al municipio, nella piazza centrale di Casale sul Sile. 100 ragazzini si erano dati appuntamento tramite un tam tam via social, bande di ragazzini rivali, tutti minorenni pronti a eseguire degli scontri, delle faide tra appunto queste bande rivali. Sono stati intercettati questi tam tam via social, l'appuntamento che era stato dato di questi ragazzini provenienti da tutta la provincia di Treviso, anche grazie all'intervento di polizia locale e carabinieri sul posto. Tutto è finito per il meglio, ma non è finito bene invece quanto accaduto ad opera di un ragazzino davanti al municipio che ha commesso un atto vandalico prendendosela con delle fioriere che sono state rotte e la terra gettata e cosparsa per tutto il porticato. Noi siamo in compagnia dell'assessore Mauro Finotto. Assessore, che cos'è successo quella sera? Come siete intervenuti? Quella sera ci sono stati degli attimi di tensione con, come diceva lei, con un gruppo numeroso di ragazzi, ma la situazione è rimasta sempre sotto controllo grazie all'intervento della polizia locale, dei carabinieri locali e anche dei volontari, quindi di tutte quelle forze, di tutti quei provvedimenti che l'amministrazione ha messo in campo proprio perché la sagra sia un momento di divertimento per tutti. Ascolti, quanto accaduto era già noto già ieri, però l'amministrazione non ci sta. Cosa intende fare ora? No, l'amministrazione proprio non ci sta, sono atti che devono essere puniti proprio perché lo scopo è quello di mantenere la convivialità della sagra. Deve essere, come ho detto prima, un momento di ritrovo per la comunità e un momento di divertimento per grandi e per piccini. Non ci devono essere queste tensioni, non ci devono essere questi attimi di pericolosità per le persone. Senta, lei fuori microfono ci diceva sono stato poliziotto della squadra mobile. Nella sua carriera cosa ha visto rispetto a questi fenomeni? Di cose ne ho viste molte. Mi occupavo sinceramente di cose un po' più gravi, però sono comunque atti che fatti da ragazzi giovani che possono anche diventare più gravi, perché se non ci fossero stati la polizia locale, i carabinieri e i volontari, sicuramente ci potrebbero essere stati dei momenti più critici e proprio grazie a loro invece sono stati regolati.
Grazie Assessore, noi Daniela diamo conto anche di una feroce lite, di una rissa avvenuta a Ponte di Piave, a Levada di Ponte di Piave per la precisione, circa una settimana fa davanti alla discoteca Nolita, una discoteca molto conosciuta tra i ragazzi e ragazze del posto, una serata dedicata a dei balli pop, coinvolto un 19enne che è stato pestato da una banda di 10 ragazzi di origine sudafricana. A quanto pare c'era conteso un tavolo che sarebbe stato riservato a un nome sbagliato. Il ragazzo sembrava tutto a posto, sembrava tutto in ordine, quando invece all'uscita dal locale il ragazzo è stato accerchiato, inseguito e pestato da questi ragazzi che, non contenti, hanno anche filmato l'aggressione del ragazzo, che è stato trasportato all'ospedale di Oderzo con gravi ferite agli arti e al volto, segno appunto della brutale violenza che è stata compiuta nei suoi confronti. Nelle nostre edizioni della sera avremo ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Daniela, da Casale con Alberto Pivetta, restituisco la linea. Grazie davvero a Edi Kaleman, grazie anche per la parte tecnica ad Alberto Pivetta. Insomma, l'avete sentiti, insomma, sempre giovanissimi coinvolti in questi fatti. Ne parleremo poi ampiamente nel corso del nostro telegiornale a partire dalle 19:30, l'edizione trevigiana. E continuiamo con la cronaca da Vicenza, anzi no, mi vedo già collegata con noi la nostra Anna Maria Parisi, la vedo, ne abbiamo parlato prima, lo avevo annunciato, una doppia rapina nel cuore di Mestre. Ce ne parla la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniele. È stato preso il violento rapinatore che sabato pomeriggio ha seminato letteralmente il panico a Mestre. Si tratta di un italiano tra i 40 e i 45 anni di origine meridionale. Sarebbe l'autore non soltanto di questa rapina avvenuta nel pomeriggio di sabato intorno alle 18 con il proprietario del bar di nazionalità cinese, Michele, che abbiamo sentito proprio poco fa, perché il tempo di alzare la saracinesca e abbassarla e se n'è andato, e gli ha puntato il coltello alla gola dicendogli di consegnargli il denaro presente in cassa, e quindi poi è scappato col monopattino. Sarebbe l'autore di una precedente rapina sempre ai danni del bar Tivoli, questo bar che si trova tra Corso del Popolo e via Mestrina, a 2 passi da Piazza Bar, che come dicevi tu nel cuore di Mestre. Un mese fa un'altra rapina sempre ai danni di questo bar, il bar Tivoli, dove è stata portata via la cassa, però non c'era stata alcuna aggressione. Abbiamo sentito il proprietario del bar, questo ragazzo di origine cinese, Michele, vistosamente tubefatto in viso con una vistosa benda sopra l'occhio sinistro, e anche il braccio sinistro ingessato. Ne avrà per una ventina di giorni. Era accompagnato dalla moglie, diceva adesso lei ha paura, non dorme la notte, così anche io dopo 9 anni di attività non sa se tornerà a rialzare la saracinesca. Con me ospite Chiara Puppini. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Dell'associazione Altobello in Cammino. Altobello è un quartiere di Mestre che si trova proprio a ridosso di dove è avvenuta la rapina. Anche lì problemi sempre di sicurezza. Il rapinatore, l'aggressore è stato preso, complimenti ai carabinieri e alle forze dell'ordine che hanno agito in sinergia. Tutto a posto, Chiara, allora? Assolutamente no. Noi siamo qui vicini e quello che va bene, è stato preso e quindi è stato giustamente preso e giustamente verrà processato. Però il problema è la paura che ci fa paura. Perché giustamente, anche qui giustamente, il proprietario del bar e la moglie hanno paura, e sulla paura si possono fare tante cose. Bisogna rassicurare i cittadini, e per rassicurare i cittadini ci vuole una politica
una politica che sia di accoglienza vera e deve comunque spazzare via episodi di violenza prima che si formino ancora, possibilmente. Ecco, questo Chiara, è un lavoro lungo. Accoglienza significa naturalmente interventi maggiori dal punto di vista nel sociale, quindi sicuramente un lavoro e sicuramente la possibilità a chi ne ha necessità di aiuti concreti sotto tutti gli aspetti del welfare. Certo, vuol dire questo. E io vorrei sottolineare una cosa, sono una donna e vorrei che le donne fossero protagoniste di questo diciamo così, progetto di accoglienza, di far sparire la violenza nei rapporti e nelle relazioni. Incominciassero davvero le donne. Ecco, mi distacco un po' da questo problema specifico, però vorrei dire, ci sono qui delle donne. Non è che tutte le donne non siano violente, ce ne sono anche, ma in genere le donne hanno relazioni più capaci di in qualche modo addolcire certi rapporti più aggressivi. Ecco, scusi, la interrompo Chiara perché abbiamo poco tempo a disposizione. Sì. Lei è comunque un'attivista che si dà tantissimo da fare con non soltanto con azioni concrete, dicevo anche a favore delle donne. Da donna lei si sente sicura quando circola per Mestre e se sì, verso che ora? Perché qua comunque accade tutto a tutte le ore del giorno. Io non ho paura. Non voglio avere paura, però certamente prendo anch'io le mie precauzioni, cerco di girare sempre, io cerco di non aver paura. Che precauzioni prende, adotta lei? Vabbè, ad esempio metto le chiavi in tasca e non in borsa, il cellulare a portata di mano, lo apro se vedo qualcuno così telefono a qualcuno in modo che mi accompagni. Però io cerco di non essere esclusa dal poter girare liberamente perché è un mio diritto e io voglio che questo diritto sia mantenuto da tutte le donne. Quindi bisogna avere il coraggio, bisogna uscire di sera, se abbiamo voglia di uscire di sera, bisogna sfidare queste cose e bisogna pretendere che ci sia una politica che ci permetta di fare queste cose e quindi una politica veramente di, vabbè, io non mi sto a dilungare, però ci sono le possibilità. Una politica fattiva, concreta, qual è lei? Grazie a Chiara Puppini, quindi il suo messaggio è chiaro, non essere vittima della paura, non abbiate paura, non dobbiamo avere paura, adoperiamoci affinché con le iniziative di tanti si possa fare qualcosa di concreto per la città. Grazie Chiara Puppini dell'associazione Altobello in Cammino, da Mestre tutto, linea a te Daniela. Grazie davvero Anna Maria Parisi, grazie anche alla tua ospite. Noi continuiamo con la cronaca dalla provincia di Treviso. La Guardia di Finanza di Treviso ha ottenuto il rimborso integrale per complessivi 2,4 milioni di euro, comprensivi di sanzioni e interessi dalle imposte evase da due imprenditori trevigiani del settore metalmeccanico e in quello dell'arredo per uffici ritenuti responsabili di aver occultato circa 4,2 milioni di euro su conti correnti accesi presso filiali di istituti di credito con sedi in Svizzera e nel Principato di Monaco, territori qualificati come paradisi terrestri fiscali. Durante le indagini era emerso come i conti correnti fossero intestati non ai due imprenditori ma ad altre persone per poter occultare il denaro sottratto al fisco. E continuiamo con la cronaca da Vicenza, sempre un'operazione della Guardia di Finanza, attività di contrasto al lavoro sommerso, blitz della Guardia di Finanza di Vicenza in una barberia della città, trovati 3 lavoratori in nero di cui uno clandestino. Tre lavoratori in nero su 6 presenti in quel momento nell'attività sono stati trovati dalla Guardia di Finanza durante un controllo in una barberia della città. Il controllo ha fatto emergere la presenza tra i lavoratori irregolari di un soggetto straniero clandestino sprovvisto di qualsiasi documento di identità. Sono scattate le sanzioni amministrative pari a circa 6.400 euro ed è stata avanzata la proposta di sospensione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza in attesa della regolarizzazione della posizione dei lavoratori in nero. Inoltre, la presenza del soggetto clandestino ha portato alla denuncia dello stesso per il reato di soggiorno irregolare sul territorio
territorio dello Stato e al titolare dell'esercizio commerciale per sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione illegale. È stato individuato e denunciato dai carabinieri di Treviso il presunto responsabile dell'attentata rapina in una yogurteria creperia di Montebelluna. Si tratta di un ragazzo minorenne. Giovedì sera si è presentato in negozio armato di coltello. Nel momento in cui si batte lo scontrino, la cassa si apre automaticamente. In quel momento lui ha tirato fuori un coltellino, avrà avuto la lama tra gli 8 e i 10 centimetri, e mi ha detto, dopo avermi un po' insultato, mi ha detto: dammi i soldi. Racconta così Annalisa Sartor, titolare insieme alla sorella della yogurteria Narciso di Corso Mazzini a Montebelluna, il tentativo di rapina subito da parte di un giovanissimo che, berretto e cappuccio in testa e coltello alla mano, voleva l'incasso della giornata. Noi istintivamente abbiamo urlato, abbiamo chiesto aiuto e lui è scappato fuori dalla porta. Nel momento in cui se n'è andato via ci siamo resi conto che è stato pericoloso, che abbiamo fatto forse una cosa che non andava fatta, però istintivamente è quello che ci è venuto da fare in quel momento là. Poi è arrivata la paura, in quel momento là è arrivata la paura. Il sindaco Adalberto Bordin ha manifestato la sua solidarietà alle due commercianti. Voglio anche fare un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che attraverso le indagini è riuscita poi a risalire all'autore del fatto. Il soggetto che è stato denunciato proprio per tentata rapina qui in questo esercizio commerciale peraltro non è di Montebelluna. Sì, io credo che la pena, chiamiamola così, debba essere duplice. Da una parte deve essere una pena comunque punitiva perché chi sbaglia deve pagare, da un'altra parte deve essere anche una pena, potremmo dire, educativa. Da una parte le istituzioni alle prese con un fenomeno, quello del dilagare della delinquenza giovanile relativamente recente, dall'altro commercianti ed esercenti che chiedono più vigilanza. Qualche controllo, magari qualche volante che gira, magari di sera, forse sarebbe necessaria, perché noi siamo in centro ma non siamo proprio, siamo un po' dislocati dal centro e quindi quella zona là sarebbe un po' da controllare un po' di più. E traffico in tilt nella mattinata di domenica invece a Saonara in provincia di Padova per un incidente che fortunatamente non ha avuto esiti drammatici. Rocambolesco incidente lungo la strada dei Vivai a Saonara in provincia di Padova ieri mattina, poco dopo le 8. Un SUV che per una perdita di controllo del conducente si è scontrato contro il guardrail è andato distrutto dall'incendio che ne è scaturito. Per spegnere il rogo, che ha completamente devastato la Mercedes GLB, sono arrivati i pompieri della stazione di Padova Centrale. Traffico bloccato durante le operazioni di soccorso e pesanti ripercussioni sul traffico in una giornata dedicata alle gite al mare. Sul posto anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica. Lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 1000 prodotti ritenuti contraffatti tra borse e accessori per abbigliamento e profumi recanti marchi e note brand della moda. In zona industriale a Padova identificati un ambulante che vendeva profumi e un grossista che commercializzava borse ed altri accessori di moda riproducendo disegni e loghi di celebri brand a prezzi inferiori a quelli di mercato. I due sono stati denunciati per reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per quantificare il giro d'affari e risalire ai canali di approvvigionamento della merce. E rimaniamo sempre nel padovano. Aveva rubato dei cirotti di fentanyl da una cassaforte nell'ospedale di Schiavonia. I carabinieri hanno individuato l'autore, un paziente 60enne di Este. Il furto era avvenuto a inizio mese da una cassaforte del reparto di medicina dell'ospedale di Schiavonia, deputata alla custodia di oppioidi.
erano spariti diversi cerotti di fentanyl, una sostanza stupefacente. I sanitari avevano sporto denuncia ed erano scattate le indagini, che si sono concentrate su un paziente già noto per precedenti specifici. L'uomo, un 60enne di Este, era ricoverato in ospedale per alcune patologie e ne aveva approfittato. I cerotti sottratti sono stati ritrovati nell'armadietto personale dell'uomo, con altro materiale medico, comprese forbici chirurgiche e bisturi. Il 60enne è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo subito a Verona, al Vinitaly, dove lo vedo già sul nostro schermo il nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno dai telespettatori di Antenna 3, sentite di sottofondo questa musica, vedete quelle immagini, all'interno c'è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sta vedendo praticamente un video realizzato in realtà aumentata, organizzato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Siamo all'interno del Vinitaly, Nicoletta fai vedere come si è ampliato quest'anno il Vinitaly, con addirittura delle tensostrutture per accogliere tutti gli espositori. Stiamo parlando di 4.300 espositori. 1.200 top buyer, più 20% rispetto solo all'anno scorso, più 70% rispetto al 2022, 30.000 operatori stranieri di 140 nazioni. Insomma, bisogna capire che questo è diventato di fatto il momento del vino mondiale, e in questo momento del vino mondiale va ricordato che il vino italiano è in questo momento il vino più venduto al mondo e il Prosecco è il vino più venduto in Italia e nel mondo. Questo per quanto riguarda la situazione del Vinitaly. Però in questo momento abbiamo visto appunto Giorgia Meloni, il Premier, è all'interno, noi invece l'abbiamo attesa e soprattutto abbiamo ascoltato il suo intervento che ha fatto pochi minuti fa, ma veramente pochi minuti fa, all'interno dell'auditorium, proprio legato all'agricoltura ma soprattutto alla visione europea dell'agricoltura, che ha detto noi dobbiamo cercare di cambiare con le prossime elezioni. Perché? Perché molti non hanno capito bene che cos'è veramente l'agricoltura in Europa. Sentiamo cosa ha detto. Smontare banalmente, lo dirò con la franchezza che da sempre mi contraddistingue, chi ha pensato che si potesse difendere la natura non tenendo conto del lavoro degli agricoltori o addirittura pensando di farlo contro gli agricoltori semplicemente non sapeva di cosa stava parlando, perché gli agricoltori sono i primi bioregolatori. E noi dobbiamo ricordarci che per difendere l'ambiente è fondamentale l'opera dell'uomo. Chi pensa che per difendere l'ambiente bisogna cacciare l'uomo immagina un mondo che non esiste. Il mondo reale, nel mondo reale noi abbiamo bisogno dell'opera dell'uomo per difendere la nostra natura e per difendere anche la nostra capacità di trasmetterla alle giovani generazioni. Ecco, come avete sentito, è stata veramente diretta, come è tipico del Presidente del Consiglio, il punto di vista dell'Italia per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura. Non a caso qui c'è il Ministro Lollobrigida, c'è il Ministro Valditara per quanto riguarda l'istruzione. Va ricordato che oggi è una giornata particolare perché è la prima edizione della giornata dedicata al Made in Italy. 15 aprile, giornata dedicata al Made in Italy. E proprio sul Made in Italy si fonda il futuro, secondo la Premier Meloni, della nostra economia. Puntare alle eccellenze, puntare alla produzione di qualità ma soprattutto di ingegno. Non a caso ha richiamato Leonardo da Vinci. Insomma, tanti gli argomenti sul tavolo di questa edizione del Made in Italy, ma soprattutto di questa edizione del Vinitaly, proprio perché si parla di qualità e si parla di eccellenza. Vedremo nelle prossime ore che cosa troveremo ancora per voi e che vi racconteremo stasera nel corso dei nostri telegiornali. A te Daniela. Grazie davvero a Lucio Zanato. Ovviamente parleremo ancora del Vinitaly nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 del Veneto, poi insomma se ci saranno ulteriori novità Lucio potrà richiederci la linea. Noi ora cambiamo completamente argomento, parliamo del mondo, della fragilità dell'inserimento nel mondo lavorativo e lo facciamo insieme ai due ospiti. Sara Mestriner, presidente della cooperativa sociale Erga, intanto buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. E Roberto Gumirato, Corporate General Manager della Came SPA. Buongiorno. Buongiorno. Partiamo da l'inserimento di tutto il mondo della fragilità, che non significa solo disabili o solo, ma tutto il mondo della tossicodipendenza, anche i detenuti, insomma tutto un mondo. Come si inseriscono? Perché uno pensa magari è semplice, no, non è così semplice inserire queste persone. Erga nasce dall'esperienza del mondo delle dipendenze. 25 anni fa è nata proprio per strutturare il tempo di persone che si rimettevano in gioco e provavano a riprendersi un po' in mano la propria vita. Nel tempo poi questa cosa abbiamo voluto metterla a disposizione del territorio perché effettivamente ci siamo resi conto che era un know-how molto importante. E quindi ecco che abbiamo aperto le porte di Erga anche a persone che arrivano non solo dal mondo delle dipendenze, ma anche il mondo della disabilità, mondo delle fragilità in generale, marginalità, anche situazioni di migrazione, situazioni di persone adulte con famiglie, con figli a carico che magari perdono il lavoro, situazioni anche magari un po' di disagio psichico. Insomma, ecco, diciamo che negli anni abbiamo ampliato molto l'accoglienza, la tipologia di persone, e questo ha portato poi nel tempo un valore aggiunto, che Erga oggi è anche un luogo di integrazione, dove ognuno nella sua specificità può anche un po' mettere da parte la propria fragilità per poi trovarsi a far squadra insieme con le altre persone. Ecco, com'è la risposta del mondo dell'impresa rispetto a questo? Allora, Erga è un'organizzazione che lavora per il mondo manifatturiero un po' territoriale, facciamo attività industriali, quindi il nostro rapporto è un rapporto con l'azienda del territorio principale. La nostra quotidianità è questo, è il tramite per fare attività di reinserimento lavorativo, ma la nostra quotidianità è impregnata di questo, dalle 7:30 di mattina alle 7 di sera, è questo. Diciamo che negli ultimi anni ci siamo molto concentrati sul impostare un'organizzazione che sia che lavori sulla customizzazione del servizio al cliente, che rispetti qualità, quantità e tempi di consegna, perché diventano prioritari nel rapporto con le aziende. Le aziende ci sono, noi lavoriamo con le aziende in una forma di partenariato, facendo assemblaggio conto terzi. La relazione è più che quotidiana con le persone che lavorano in azienda, e tra l'altro la vicinanza territoriale permette anche anche fisicamente, diciamo, il trasporto, o insomma la presenza, ecco, sia in Erga che eventualmente presso le aziende. Le aziende condividono, con le quali lavoriamo, condividono la finalità di Erga, perché non è un rapporto di terzismo a prescindere, anche se il rispetto dei parametri deve essere richiesto e ovviamente deve essere rispettato. Ecco, io poi ho un'altra già domanda per lei, però prima vorrei sapere, esempio, Came, come si articola l'attività? Bene, allora, prima di passare a che cosa fa Came per i lavoratori fragili, cosiddetti, mi faccia dare qualche indicazione generale su Came. Came è una multinazionale che nasce oltre 50 anni fa sul territorio, ad Osson, anzi esattamente nasce a Preganziol e poi si sposta ad Osson. Abbiamo oltre 2000 dipendenti in tutto il mondo, 30 filiali, e 10 centri produttivi e 4 centri di ricerca e sviluppo. Chiudiamo l'anno 2023 con oltre 300 milioni di fatturato. Però l'obiettivo principale di Came è che l'azienda e i collaboratori che ci lavorano prosperino, e prosperino assieme alle loro famiglie, perché se tutti gli stakeholder dell'azienda prosperano, l'azienda è in grado di dare un contributo al territorio e rapportarsi con la comunità. Diversamente la vediamo abbastanza fragile. Ecco, rispetto all'inserimento del mondo della fragilità, come si pone? Came è da sempre molto attenta al tema. Noi per esempio già in passato, oggi ovviamente collaboriamo con Erga ed è il motivo per cui siamo qui, ma già in passato abbiamo utilizzato le cooperative sociali di tipo B, tipo Erga, per esempio per lo sfalcio del verde
verde, il taglio del verde usiamo tuttora una cooperativa. Poi abbiamo per un certo periodo di tempo, più di qualche anno, abbiamo incaricato un laboratorio all'interno del carcere e abbiamo dato del lavoro, dell'assemblaggio ai carcerati. C'era un vero e proprio laboratorio CAME e con questo abbiamo dato sfogo, diciamo, alla possibilità di movimento e di lavoro dei carcerati, no? Ecco, e quindi poi la domanda la farò anche a lei. Avete riscontrato delle difficoltà nell'inserimento, poi perché ci sono, parliamo insomma, delle tipologie diverse ovviamente, dal carcerato al disabile invece magari psichico, al disagio fisico oppure al tossicodipendente, sono tipologie diverse. Avete riscontrato delle difficoltà in questo? No, guardi, noi ovviamente, come dice lei, i lavoratori sono diversi uno dall'altro, ma generalmente sono sempre gestiti all'interno di queste cooperative da persone che capiscono i loro problemi e li mettono, come cerchiamo di fare altrettanto noi, nelle migliori condizioni per effettuare il lavoro. È chiaro che chi fa sfalcio del verde, faccio un esempio, e usa il decespugliatore è diverso da chi fa confezionamento e mette un prodotto all'interno di una scatola. Però diciamo che sono gestiti sia da loro, dai loro responsabili, che da noi in maniera adeguata e quindi sono in grado di dare il loro contributo in maniera assolutamente ottima, direi. Ecco, non so se ha il dato quante persone con fragilità in questo momento. Beh, dipende. Dunque, per quanto riguarda il confezionamento ne abbiamo credo 8 o 10 presso Erga. Per quanto riguarda lo sfalcio del verde oggi siamo mediamente, quando vengono, sono sui 15, quindi tagli regolari eccetera. In passato abbiamo avuto anche numeri più alti, però attualmente siamo su questi numeri. Ecco, ci vogliono imprese come queste che diano insomma una mano, perché poi se non ci sono dietro le imprese... Certo, e un po' la particolarità del modello di Erga è proprio quella di lavorare, di fare un lavoro vero. Io ricordo sempre alcune persone con alcune fragilità che dopo un periodo, perché poi il tempo è un altro di quegli elementi determinanti per queste persone, per cui noi siamo le abitudini che abbiamo, quindi accompagnare il cambiamento vuol dire accompagnare nel tempo e è bellissimo per me vedere le persone da come entrano le prime volte a come dopo qualche mese sono. E io ricorderò sempre una persona che dopo qualche mese mi ha detto: io la sensazione di entrare in un posto in cui sentivo il rumore dei macchinari ed era un posto vero mi ha fatto stare meglio. Ecco, sembrano banalità, però consideriamo che quando una persona arriva in Erga arriva magari perché ha bisogno sull'area lavoro, ma l'area lavoro è una parte della vita di una persona, è sicuramente quella in cui passiamo la maggior parte del tempo, è sicuramente quella che nel momento in cui stiamo bene ci permette di mantenerci e di sviluppare anche le nostre libertà. Però abbiamo altre aree della vita e questo noi lo condividiamo, infatti Erga è una parte di un progetto più ampio che è condiviso con il gruppo ricerca appunto e il CEIS di Treviso e la cooperativa Capogiro, che sono altre realtà che ci aiutano a creare un progetto unico di opportunità che parta dalla richiesta di aiuto, quindi quando una persona dice non ce la faccio, alzo la mano, chiedo aiuto, a il reinserimento sociale, perché poi quando una persona si è rimessa in piedi, ha cominciato a mantenersi, ritornare ad essere autonoma, allora a quel punto può anche ritornare al territorio, alla società, ciò che ha ricevuto principalmente, ma sono tutti dei passaggi che vengono fatti. Ecco, la cosa importante è che questo inserimento dà autonomia a queste persone, quella che non avrebbe se non ci fossero cooperative come la vostra. Certo, anzi, il passaggio è che nel momento in cui uno inizialmente, dopo ovvio io faccio questo ragionamento e non è per tutti uguale perché tutto il progetto di Erga è tutto personalizzato, le persone che vengono accolte con un percorso personalizzato, cioè con un affrontare insieme tra l'educatore nostro, l'ente inviante, il servizio sociale inviante e la persona stessa, definiamo quali sono le priorità e gli obiettivi di una persona perché lavori sul realizzare il proprio progetto di vita, ma questa personalizzazione alla fine poi ha bisogno dell'area lavoro per essere sviluppata. Ecco, ci sono, dicevo, lo chiedevo prima a lui, ci sono
delle diversità e quindi delle difficoltà diverse nel inserire queste persone. Certo, ci sono difficoltà diverse, tanto che abbiamo appunto degli educatori professionali e manteniamo un livello di formazione continua anche alle persone, ai capilinee, alle persone che all'interno delle linee affiancano nella quotidianità queste persone. Ci sono difficoltà diverse anche perché cioè vengono gestite, diciamo, difficoltà diverse in lavorazioni diverse, perché lavoriamo con CAME, con un certo tipo di lavorazioni, ma poi abbiamo proprio per sviluppare abilità diverse, qualcuno che è più portato per un lavoro fisico, qualcuno che è più portato per un lavoro di precisione, qualcuno che è più portato per lavorare insieme con gli altri, o qualcuno che invece è più portato per lavorare da solo. Tutte queste cose e tutti questi elementi vengono raccolti dai nostri educatori e vengono strutturati, accompagnati nella quotidianità appunto dai capilinea, e è un lavoro continuo, c'è proprio un lavoro di team, di ritorno nella quotidianità del riscontro avuto dalla singola persona, e lì un accompagnare nel corso del periodo di inserimento, accompagnarlo nella lavorazione più giusta. Alla conclusione poi la persona saprà a che cosa è più portata, l'avrà sperimentato, l'avrà visto nella quotidianità, avrà capito che è più portato per alcuni lavori piuttosto che altri. Ecco, io poi non so se la regia riesce a mandarci in onda qualche immagine del lavoro e che ci hanno mandato. Io volevo chiedere, lei diceva abbiamo anche del lavoro anche per il carcere di Santabona. Avevamo in passato. Adesso sì. non c'è più, No, come? non c'è più, è stato cambiato vari motivi. Adesso Come ci siete trovati? Però, molto bene, molto bene. La qualità del lavoro svolto era ottima e le consegne sempre puntuali, quindi non abbiamo assolutamente nulla da dire, assolutamente. È stata un'esperienza molto positiva. Secondo lei il mondo dell'impresa, visto che lei fa parte di questo, ha un po' cambiato? Perché all'inizio magari ci sono alcune imprese che sono un po' più strette rispetto all'apertura. Adesso è un po' cambiata la cultura da questo punto di vista? Spero di sì, spero anche non sia una questione solo di facciata, perché oggi intanto vediamo le immagini. Perché oggi parliamo tutti di sostenibilità, capitale umano, eccetera, poi andando sul concreto, esperienze come quelle di Erga e aziende come la CAME che la appoggiano, io non ne vedo proprio così tante, perché credo che l'azienda che appoggia un'esperienza del genere come questa deve porre veramente il lavoratore al centro. Oggi sentiamo parlare di Industry 4.0, rivoluzione digitale, ma la vera rivoluzione è coinvolgere le persone, e per noi coinvolgere le persone vuol dire prima di tutto la sicurezza, perché questo è il presupposto principale per partire con una politica di attenzione verso le risorse umane, e nelle varie declinazioni, le valorizzazioni dei talenti, l'uguaglianza delle pari opportunità, è dare a chi ha meno fortuna ed è stato colpito dalla vita, da qualche evento particolare, la possibilità di ripartire, e noi ci siamo su questo fronte sicuramente. Ecco, io prima parlavo del cambio culturale da un punto di vista dell'impresa, però c'è anche un cambio culturale dal punto di vista delle famiglie, perché insomma all'inizio si dicevano insomma le persone con disabilità, quelle si cercava di tenerle in casa, invece adesso si cerca di renderle autonome, quindi c'è un cambiamento anche da questo punto di vista. Sì, è un cambiamento, e anche, mi permette di dire, è un cambiamento anche nell'area del mondo del sociale. Adesso gli enti del terzo settore si trovano in un mercato dopo 30 anni di 40 ormai di inserimento nel tessuto italiano. Oggi ci troviamo proprio nel mercato, infatti uno degli obiettivi di Erga, la nostra ambizione è quella di creare un'organizzazione che sia economicamente sostenibile e che però dall'altra parte crei un valore condiviso. Questa cosa ci crediamo, perché alla fine noi pensiamo che siamo attori diversi, abbiamo metodologie di lavoro diverse, però alla fine possiamo mettere insieme dei percorsi che siano win-win per entrambi. E questa cosa deve essere però a parità di, cioè l'azienda ci sceglie la dimensione sociale a parità di servizio, e questo è un cambio di mentalità molto importante che dobbiamo fare come sociale, che lo fa il tessuto stesso, i singoli cittadini, che fanno anche le aziende in questo. E questo, se mi permette, è proprio il motivo per cui abbiamo deciso di fare un convegno e di
raccontare questa cosa alla cittadinanza. Ecco, mi ha anticipato quindi un convegno che ci sarà il 18 di aprile, quindi fra pochissimo, che quindi dove si parlerà appunto di tutto questo. Sì, il motivo poi è questo di fondo. Dopo esserci concentrati appunto sul riuscire ad arrivare a un livello che è apprezzato dalle aziende, l'idea è quella di cominciare a raccontarci il territorio e di dire noi ci siamo, ce la mettiamo, ci abbiamo messo la nostra organizzazione, ora però Erga appartiene al territorio, tutti si devono sentire coinvolti in questa sfida e io mi sento onorata di essere presidente, ma Erga è fatta non solo dai lavoratori, è fatta da tutti gli stakeholder, dalle aziende, dalle persone che vengono in contatto tutti i giorni, che vengono accolte tutti i giorni da Erga, è fatta dalle associazioni, le fondazioni e gli enti servizi sociali che in qualche modo sono i benvenuti nel creare una rete di accoglienza di queste persone, di questo reinserimento delle persone, perché noi possiamo anche portare avanti questo nostro modello capacitante in cui lavoriamo sul sviluppo delle capacità delle singole persone, perché si riprendano la loro autonomia e rispicchino il volo, ma dall'altra parte ci vuole un territorio che sia sensibile e che crei le condizioni per questa accoglienza, perché sono le due facce della medaglia, una senza l'altra. In realtà anche Erga potrebbe fare anche un ottimo lavoro, ma se poi il tessuto territoriale non raccoglie questa sfida, ci vuole un passo in più. Ci vuole un passo in più. Ci vuole un passo in più e in questo momento come Erga lo stiamo facendo. Dopo esserci concentrati sulla nostra organizzazione, siamo pronti per dire noi siamo qua, parliamone, discutiamone come è con Came, che abbiamo una relazione anche con i manager e con la proprietà. Riuscire a creare questa relazione con le aziende vuol dire condividere obiettivi e ognuno nelle sue specificità raggiungere gli obiettivi su dei percorsi che sono innovativi, perché questa poi di fatto è l'innovazione sociale. Ecco, voi siete partiti, ci diceva prima, dal mondo della tossicodipendenza, che è un mondo comunque molto difficile, quindi strappare soprattutto i giovani, i ragazzi dal mondo della tossicodipendenza e reinserirli in un tessuto sociale e lavorativo è davvero importantissimo ed è forse più difficile. Ognuno ha la sua difficoltà. Adesso, dopo tanti anni dico non è che c'è una fragilità più difficile di un'altra. Forse la particolarità del mondo della dipendenza è che abilmente le capacità ci sono tutte, ma sappiamo che per lavorare su un posto abbiamo bisogno di essere in grado di relazionarci con le persone, di rispettare le regole del luogo dove siamo, di metterci del nostro, ma con un match di obiettivi che sia l'obiettivo dell'azienda. Ecco, questi passaggi che sembrano fini, che sembrano secondari, in realtà sono quello sfondo che poi rende una persona sicura di sé e che nel posto di lavoro riesca effettivamente a dare il proprio valore aggiunto. Questa è secondo me la particolarità un po' nel mondo delle dipendenze. Che è difficile, ma non a caso abbiamo appunto formazione continua ed educatori professionali che ci supportano in questa quotidianità. E che li seguono passo dopo passo? Ora dopo ora. Ecco, c'è un aumento di questa richiesta di inserimento di persone fragili? Sì, ovviamente Erga non è l'unica cooperativa sul territorio e c'è sicuramente un aumento di richiesta, anche perché dopo il Covid, per esempio, non è un campo che mi compete, però per esempio il disagio mentale è cresciuto notevolmente, quindi anche il disagio mentale ha bisogno di un aiuto per il reinserimento e abbiamo avuto effettivamente un aumento di richieste che noi valutiamo ogni volta che arrivano e cerchiamo di capire l'area dove possono essere dirottate. Comunque l'aumento c'è sicuramente. Io chiedo agli ospiti se possono un attimo attendere, perché ho visto che c'è un collegamento da Padova, se non sbaglio, con la nostra Valentina Visentin, che parla di studenti universitari idonei alle borse di studio ma non beneficiari. I numeri sono alti in Veneto, la denuncia dei consiglieri regionali del Partito Democratico. Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono numeri davvero importanti perché in Veneto sono più di 4.700 gli studenti universitari idonei a ricevere borse di studio, ma purtroppo non beneficiari. Il numero più consistente sono quelli degli studenti padovani dell'Università di Padova, più di 2.400. Questa mattina si è appena svolta una conferenza stampa del gruppo consigliere regionale del Partito Democratico proprio per chiedere alla Regione un intervento in termini finanziari di sostegno a questi studenti, perché Vanessa Camani adesso ci spiega, è esiguo davvero il numero di denaro impiegato alla Regione per sostenere e coprire le borse di studio. Sì, intanto abbiamo voluto fare un po' di chiarezza perché da troppi anni assistiamo a una serie infinita di bugie da parte della Giunta regionale, dal Presidente Zaia e dell'assessore Donazzan, e siamo arrivati quest'anno al punto di non ritorno, cioè al punto in cui la distanza tra le necessità, cioè il numero di borse di studio che la Regione del Veneto dovrebbe erogare e gli stanziamenti di bilancio messi per questa finalità, una distanza incolmabile. La Regione del Veneto investe 8 milioni di euro per il pagamento delle borse di studio, ad oggi ne mancano 22 di milioni per l'erogazione delle borse. Comparate a quelli dell'Emilia Romagna, che è una regione molto simile, e i numeri parlano. Sì, perché noi abbiamo provato a vedere a livello nazionale quale potesse essere la regione che assomiglia di più come sistema universitario alla nostra, e siamo andati a vedere quanto investe l'Emilia Romagna per le borse di studio e abbiamo scoperto che investe oltre 43 milioni di euro contro gli 8 della Regione del Veneto. Questa è evidentemente una mancanza molto grave di cui la Regione del Veneto si rende protagonista in negativo, e noi oggi abbiamo voluto mettere in evidenza in fila questi numeri per appunto sgombrare il campo dagli equivoci che la Donazzan a cui la Donazzan ci ha abituato, e dire chiaramente alla Regione del Veneto che ad oggi mancano 22 milioni per soddisfare tutte le richieste di borse di studio nelle università regionali, e pretendere dalla Regione del Veneto che si trovino questi soldi e che vengano pagate queste borse di studio, che sono un diritto costituzionalmente riconosciuto per le studentesse e gli studenti meritevoli ma che hanno difficoltà economiche, ed è un diritto che la Regione del Veneto è competente in maniera esclusiva a garantire. È una scelta politica, lei dice? Io penso sia una scelta politica per una serie di ragioni. La prima è che il sottofinanziamento dura da diversi anni, non è un caso di quest'anno, e quindi non si è mai voluto investire nell'università. L'assessore Donazzan ha certamente sempre preferito investimenti nella scuola privata o nella scuola di formazione, lo dico con una battuta, tanti operai e pochi dottori, e quindi gli ITS, gli academy, le scuole di formazione, ma la scuola pubblica dimenticata dall'assessore Donazzan, e poi diciamo in generale un'avversità della destra a costruire una classe dirigente, una cittadinanza del futuro consapevole, autonoma e libera. Aggiungo soltanto che ovviamente il mancato investimento sui giovani e sulla loro formazione universitaria in questa regione rischia di essere un handicap gravissimo per il futuro sviluppo del Veneto. Come PD chiedete una variazione ovviamente del bilancio. Come PD noi pretendiamo che questi soldi vengano trovati in collaborazione col governo, con chi si vuole, perché la categoria dell'idoneo non beneficiario, cioè della studentessa o dello studente che vince la graduatoria e il bando per la borsa di studio, ma non viene adesso riconosciuto il contributo economico, è una categoria che non può esistere nel 2024 in una regione che dovrebbe ambire ad essere competitiva proprio in una prospettiva del futuro. Allora ringraziamo la consigliera regionale Vanessa Camani, da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentini, grazie anche alla sua ospite. Noi continuiamo invece a parlare di fragilità per chiedere insomma un po' i numeri di quante persone che sono coinvolte in questo momento. Allora, Erga, giusto per dare anche una dimensione, un'idea di cosa stiamo parlando, parliamo di un'area produttiva di circa 2000 metri quadri, dove sono accolte in media 38-40 persone, per persone di cui il circa 35% sono persone in condizioni di fragilità. Facciamo 1.200.000 euro anno di fatturato, che nei confronto ai numeri detti prima ovviamente sono poco significativi, ma in realtà il 75% poi del fatturato nostro è reinvestito nel personale stesso. L'anno scorso abbiamo accompagnato circa 27 persone con appunto
appunto con un contratto di lavoro e nella loro riacquisizione della loro autonomia. Dopo, persone che vengono accolte in erga ogni anno ce ne sono tantissime e anche sotto diversi sotto diversi profili. Questo proprio perché, come dicevo prima, qualcuno viene anche per esperienze legate a magari qualche pendenza penale, piuttosto che invece qualcuno ha bisogno appunto dei periodi, e quindi magari sono più brevi, questo periodo che sono più brevi nel tempo, e invece qualcuno ha bisogno di periodi molto più lunghi. Quindi ecco, c'è una variabilità, una personalizzazione nei percorsi che è tailor made. Ecco, se dovesse lanciare un appello al mondo produttivo, al mondo lavorativo, che cosa direbbe? Allora, un appello direi per quella che è la nostra organizzazione, non chiediamo azioni filantropiche, perché proprio è un'organizzazione produttiva che vuole essere sostenibile nella sua attività principale. Però mi sento di dire agli imprenditori del territorio che noi ci siamo, che se hanno voglia di conoscerci e di darci lavoro e darci opportunità di collaborare insieme, riusciremo a condividere questo progetto, a portare avanti questo progetto e eventualmente appunto raggiungere anche obiettivi in modo condiviso. Ecco, prima di chiudere, che effetto fa, quali sono le emozioni di vedere queste persone che arrivano magari non conoscendo il lavoro e poi insomma con il tempo non solo diventano autonome ma insomma contribuiscono davvero in maniera importante poi? L'effetto è veramente, cioè, suscita delle emozioni, perché anche quando andavamo a portare la roba in carcere tornavamo a riprenderla, cioè vedere delle persone che proprio dal nulla cominciano, imparano, assemblano il telecomando e soprattutto vedi dal loro sguardo che impiegano il tempo in maniera significativa, in maniera utile, in maniera per loro diversa da quella che sarebbe stata altrimenti passare il tempo magari chiusi in quattro mura, dà delle grandi soddisfazioni. Secondo me è veramente il segno che l'azienda è vicina al territorio e noi più che possiamo lo faremo. Come abbiamo già iniziato, lo faremo sempre di più. Un'ultima domanda importante, insomma, per voi il prossimo appuntamento, che è quello del convegno. Certo, sì, il giovedì 18 aprile vi aspettiamo al seminario vescovile di Treviso, dove avremo l'occasione per affrontare, per raccontare come in questi anni abbiamo declinato questo approccio della capacitazione e abbiamo organizzato queste risorse proprio per lo sviluppo dell'autonomia delle singole persone. Lo faremo raccontando quello che è Erga, sia dal punto di vista sociale e quindi come accompagniamo in modo personalizzato queste persone nei loro percorsi di reinserimento lavorativo, sia anche dal punto di vista della produzione e dell'organizzazione del lavoro su queste logiche di creazione di valore condiviso. Concluderemo con una seconda parte di relatori che ci racconteranno questa agibilità e quindi come rendere il territorio, creare delle reti nel territorio per rendere lo sviluppo di comunità possibile. E avremo il nostro presidente della federazione di cooperative, federazione mi sfugge, Fede Solidarietà, scusi, non mi veniva il termine, Stefano Granata, avremo Tiziano Barone che è il direttore di Veneto Lavoro e avremo anche la Fondazione Sodalitas con Cristina Volpi che ha un passato di management sull'ambito delle risorse umane in ambito aziendale, che ci racconterà anche lei il suo punto di vista dell'azienda nella gestione delle risorse umane. Io vi ringrazio, dobbiamo andare in pubblicità, ringrazio davvero. Sì. L'ultima cosa, se volete iscrivervi, insomma, ecco, eventualmente utilizzate info@grupporicerca.com oppure ci trovate sui nostri canali social Cooperativa Erga o su Instagram Gruppo Ricerca. Grazie davvero a voi. A Sara per insomma, questo proprio importante lavoro che viene fatto su questo mondo di cui si parla tanto, forse però bisognerebbe parlarne ancora di più. Grazie davvero anche a Roberto, perché insomma ci ha fatto capire che ci sono aziende che sono pronte ad investire su queste persone e bisognerebbe che
come insomma si diceva tante altre imprese potessero dare una mano, e insomma la soddisfazione, ma non solo, anche rendere autonome queste persone è davvero importante. Grazie davvero, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità. Grazie. Rieccoci nuovamente in studio e andiamo avanti con la cronaca da Vicenza, dove c'è stato un incendio in un appartamento in una casa del comune di Vicenza sabato notte. L'appartamento incendiato ora è inagibile e si valuta l'agibilità dell'appartamento sopra il cui inquilino è ospitato dal comune, ora in un albergo. Sentiamo la nostra Luisa Bertini, che la vedo già nello schermo. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi c'è stato un sopralluogo tecnico qui negli appartamenti di questo condominio tra Viale San Lazzaro e Via Giordano, condominio del comune, un complesso composto da circa 10 appartamenti. Appunto l'incendio sabato notte tra sabato e domenica. Ieri tutti quanti sono stati evacuati ovviamente per consentire le varie operazioni di spegnimento. Gli inquilini sono rientrati già da ieri nei loro appartamenti, eccetto ovviamente l'appartamento che è rimasto colpito dal rogo e l'appartamento immediatamente sopra, il cui inquilino al momento è ospitato in un albergo. Quindi il sopralluogo oggi dei tecnici per accertare l'agibilità. Il punto della situazione l'abbiamo fatto con l'assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto, che sentiamo insieme, e poi la linea può tornare allo studio. Qual è la situazione attualmente dell'appartamento? Ovviamente l'appartamento che è stato oggetto dell'incendio tra sabato e domenica non è agibile, e purtroppo sembrerebbe non agibile anche l'appartamento sopra, e la persona intestataria del contratto di locazione in questo momento è in un albergo a spese nostre. Il resto del condominio, a seguito anche appunto di un sopralluogo che è stato fatto questa mattina dai funzionari del comune insieme all'amministratore, appunto invece gli altri appartamenti sono agibili. Ecco, già nel 2023 c'era una richiesta all'avvocatura? Sì, noi abbiamo sempre sollecitato la persona titolare del contratto di locazione dell'appartamento appunto oggetto di continui disturbi nei confronti degli altri inquilini. Abbiamo sempre dato indicazione di cambiare comportamento. A fine anno 23 avevamo richiesto all'avvocatura di procedere con il rilascio appunto dell'immobile come qualsiasi privato, trovandoci nelle condizioni di poterlo richiedere. Ecco, quindi al momento state valutando se il piano sopra al piano incendiato tornerà agibile, e state accogliendo questa persona del secondo piano? Sì, qui abbiamo questa mattina assicurazione, abbiamo anche richiesto il verbale dei vigili del fuoco, che appunto ci troviamo anche nella situazione di chiedere anche i danni. Dunque avete sentito, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma avete insomma sentito l'ospite. Noi andiamo avanti, ringraziamo soprattutto la nostra Luisa Bertini per questo collegamento, ed ora parliamo invece di due temi. Uno l'avevamo accennato la settimana scorsa con due trevigiani nel team per la sistemazione e rivoluzione delle terme di Caracalla. L'avevamo sentito proprio un architetto trevigiano, gli step che ha percorso e quelli che dovrà percorrere insieme a questo team, e c'è stata l'inaugurazione. Lo facciamo insieme ad Antonella Tocchetto, avvocato, perché poi parleremo anche di separazioni, purtroppo di maltrattamenti, e di un fenomeno che è davvero in crescita e che preoccupa. Dunque, Antonella, intanto buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Insomma, sì, l'emozione di vedere insomma, le terme di Caracalla bellissime a Roma, e insomma davvero un'opera che hanno riportato, l'abbiamo detto anche l'altra volta, alla luce. Sì, allora è stata una cosa molto emozionante, e sono anche molto contenta che l'architetto Paolo Bornello
mi abbia invitato a questo evento che si chiama, diciamo così, Specchio d'acqua, nel senso che un team di professionisti, tra i quali appunto tra i capofila c'è anche l'architetto Bornello di Treviso, hanno fatto questa grande piscina di 40 metri per 40 davanti alle terme di Caracalla, riportando le terme, l'antico splendore anche proprio dell'acqua, con dei giochi d'acqua, ed è stata proprio inaugurata venerdì sera. L'orgoglio della città è di avere insomma un architetto quale rappresentante, partecipante al team che ha fatto questa opera molto importante, che verrà poi, è stata inaugurata venerdì, ma poi la fine, diciamo così, dell'opera sarà completata nei prossimi mesi. È stato molto interessante perché è un luogo simbolico di Roma, ma insomma le terme di Caracalla tutte le conosciamo, e anche perché è veramente emozionante il luogo, la storia che porta avanti, e poi riportare appunto l'acqua in questo luogo storico è stato un evento incredibile, dove la Roma ha partecipato in maniera molto importante, c'era presente anche la stilista Fendi, ed è stato proprio emozionante insomma rivivere le terme di Caracalla che nei secoli si rivedevano, perché lì era un luogo appunto dove i romani non solo facevano il tepidarium, insomma andavano a termine, ma anche un luogo di incontro, una specie di agora romana nel cuore del centro di Roma, dove è nata poi la nostra civiltà e la nostra cultura. Insomma, un trevigiano, due in realtà sono nel team, sì, che insomma hanno riportato alla luce quest'opera, e soprattutto insomma lo hanno fatto tornare un sito turistico, perché insomma prima lo era, però parzialmente non era stato insomma curato. Adesso invece è davvero stato ristrutturato, ci saranno ulteriori lavori, come diceva Antonella, un recupero dell'area, di tutta l'area, e diventerà davvero un sito turistico importantissimo a livello internazionale. Sì, anche come un'equipe appunto che riguardava sia l'architetto Bornello, ma anche degli architetti di tutta Italia, diciamo così, che hanno veramente rivitalizzato questo luogo, e che è veramente magico, perché quella sera con l'inaugurazione, questi giochi d'acqua, il tramonto rosso che sulle terme di Caracalla fa un effetto che insomma è straordinario, ha lasciato tutti a bocca aperta, con un balletto tra l'altro aperto con Rhapsody in Blue, quindi anche la musica, diciamo così, era una musica di altissima qualità e di livello, con dei ballerini dell'Opera di Roma veramente importantissimi, ed è stato proprio un evento magico che ha emozionato tutti noi, e sono stata molto contenta di avervi partecipato. Anche perché c'era un pezzo di Treviso, era le terme di Caracalla. Quindi... certo, un pezzo di Treviso, perché non sono andata solo io, ma c'erano anche altri colleghi avvocati invitati, e insomma è stata una cosa molto molto interessante e molto bella. Invece adesso parliamo però di un argomento che non è proprio così purtroppo positivo, ma di cui insomma parliamo costantemente nei nostri telegiornali, perché c'è un aumento, lo sappiamo, di denunce, di maltrattamenti all'interno delle mura domestiche, insomma di situazioni difficili che poi arrivano in tribunale, un aumento davvero di casi, avvocato. Sì, allora... purtroppo non si finisce mai di fermare questa situazione pesante. Pesante perché manca sempre di più un po'. Allora, c'è da dire una cosa, ci sono delle situazioni di coppie che per fortuna finiscono la loro storia, ma hanno quella saggezza e capacità di poter gestire il post fine rapporto, sia nei confronti dell'altro partner e anche ovviamente nella protezione e nel rispetto dei figli. E questa è una situazione ideale che tutti noi avvocati vorremmo succedesse sempre. Purtroppo però non so se è la questione, come dire, degli ultimi anni molto difficile anche dal punto di vista storico, politico e di tensione internazionale che purtroppo da sabato preoccupa tutti noi. Però negli ultimi mesi, negli ultimi anni ci sono poi quella fase molto terribile di rapporti che si chiudono male, si chiudono con reciproche situazioni di aggressività che hanno come soprattutto
situazioni di non protezione dei figli. E quindi questo, quando ci si lascia male e ci sono situazioni di grandissima conflittualità, chi ci rimette, cari adulti, sono sempre i bambini, che sono costretti a vivere una grandissima conflittualità, non riuscendo a capire anche perché un genitore tira l'altro, per cui questi poveri ragazzi o non solo adolescenti ma magari bambini si vedono tirati da una parte e dall'altra, da uno o l'altro genitore, e questo comporta una situazione gravissima che nei tribunali tutti i giorni noi siamo costretti ad affrontare, anche se la legge Cartabia dell'ultimo anno e quindi nel 2023 poi è entrata praticamente a regime, soprattutto adesso nel 2024, il 28 febbraio, tenderebbe a trovare attraverso la negoziazione assistita, attraverso rapporti di mediazione, ma ripeto, molto spesso anche gli avvocati più esperti, che insomma hanno un po' di esperienza alle spalle, non riescono spesso a gestire situazioni di scontri incredibili, quindi si va davanti al giudice e molto spesso i giudici danno tutta la situazione familiare da gestire insomma da affrontare attraverso le CTU, i consulenti tecnici, gli psichiatri, gli psicologi, i servizi sociali, e a quel punto il team si allarga sempre di più e molto spesso situazioni che potevano risolversi in maniera, diciamo così, bonaria, diventano casi talmente grandi da arrivare a soluzioni anche molto pesanti per i figli e molto pesanti per i genitori. Qual è, traducendolo? Traducendolo è che a volte l'odio che si prova con l'ex partner porta ad esempio a cercare di non far vedere il minore al padre o alla madre, a cercare di lavorare sul figlio affinché si apra per lui una conflittualità attraverso il genitore con il quale non abita e quindi il genitore non collocatario, cioè tutte tensioni che a volte basterebbe veramente un minimo di buonsenso per affrontarle. Questo comporta che poi, mentre una volta, ma senza togliere nulla alle scuole o agli insegnanti, mentre una volta magari c'erano meno situazioni di questo genere e anche la scuola in qualche modo gli insegnanti riuscivano, come dire, ad aiutarlo, adesso sono così molto numerose che anche i professori possono far poco, magari si possono accorgere delle tensioni che il ragazzo vive a casa segnalandolo. Ma tutto questo, e poi peraltro c'è anche il problema dei servizi sociali, perché purtroppo essendo talmente ampliata la conflittualità nell'ambito sociale, i servizi sociali non possono aiutare o fare dei percorsi genitoriali perché non hanno le forze per farlo. E tutto questo poi si riverbera nella scuola, si riverberano nei ragazzi che magari abbandonati in una situazione di difficoltà all'interno della famiglia o a scuola si riuniscono in gruppi, fanno magari le cosiddette baby gang, anche se molti di questi, molti come dire sociologhi non vorrebbero che si parlasse proprio del baby gang, ma insomma del nome, ma questa è una situazione nella quale effettivamente si può parlare di conflittualità che viene incanalata attraverso gruppi di giovani che in qualche modo o ti proteggono oppure non ti proteggono ma ti rendono bersaglio loro. E tutto questo dimostra che c'è una crisi sociale molto molto importante. Io non ero preoccupata negli anni passati, ma negli ultimi anni sono molto molto preoccupata perché questo grado di tensione si aggiunge sempre di più e non si riesce proprio a fermarlo. Ecco, e noi abbiamo parlato di tensioni fra coniugi. L'altro tema è le aggressioni all'interno delle mura domestiche. Oggi c'è ad esempio un convegno con Telefono Rosa, sono in aumento, l'abbiamo detto più volte, anche i codici rossi che cercano di tutelare le vittime di questa aggressione, fenomeno anche questo che è in aumento, avvocato. Beh, allora io credo che il fatto della check-in indubbiamente abbia segnato un confine. Credo anche che il padre che sta promozionando questo libro
sia comunque importante, perché comunque apre il dibattito, il confronto e il non dimenticare è una cosa importante. Poi ci sono molte più denunce, però come abbiamo detto molto spesso, chi denuncia poi deve tornare a casa, perché non è che denunciando automaticamente io esco di casa perché vado a denunciare il mio ex coniuge, il mio ex convivente o la mia ex convivente. Ci sono anche dei casi femminili, per fortuna molto rari, diciamo, e poi ho denunciato, lo prendono, lo allontanano da me. No, non funziona così, purtroppo. Ci vogliono tutta una serie di percorsi, per cui io denuncio, la persona viene chiamata dalla polizia o viene convocata. Però c'è più attenzione adesso da parte anche delle forze dell'ordine, da parte della magistratura. Certo, c'è più attenzione, ma se io non ho una rete familiare che mi può anche ospitare per qualche periodo, io torno a casa. E non è che le cose cambiano. Torno a casa dove magari ho dei figli che vivono le tensioni. Quanti figli abbiamo letto nelle ultime cronache hanno protetto una mamma? Sono tantissimi, notatelo sulle cronache di tutti i giorni. E perché i figli poi diventano parte integrante di questo fortissimo scontro di adulti che è, come dire, inaccettabile proprio. Quindi sì, denuncio, ed è bene che ci siano tante denunce adesso, ma quando ho denunciato non siamo ancora in grado come istituzioni pubbliche di poter fare un percorso, se non nei casi eccezionalissimi, c'è il rischio della vita, certo. Non siamo ancora in grado, per questioni anche economiche, diciamolo, di fare un percorso di protezione, e questo è un problema. Ecco, questo è lo stava sottolineando lei, è proprio in un doppio filone, l'aggressione e la denuncia, come diceva lei, se non c'è un pericolo imminente di vita per la vittima, e questo è un po' un paradosso, perché poi il pericolo imminente significa, l'abbiamo visto, che va a sfociare poi nel femminicidio, nell'aggressione mortale, non si attiva il codice rosso. Sì, allora il codice rosso si attiva subito, perché se io ricevo delle percosse, vado in un pronto soccorso, ormai quasi tutti sono attivati, e nel pronto soccorso posso iniziare un percorso che è anche di aiuto psicologico, di denuncia, di convocazione della vittima, però manca tutta la fase successiva. Cioè, se io non ho un fattore familiare di protezione, cioè che mi protegge da un percorso difficile, perché questo bisogna che ce lo diciamo. Il maltrattante non è perché viene chiamato in procura o dal carabiniere che cambia. Sì, cambia in quel momento, piange, si dispera, dice non lo farò più. Poi dopo ritorna uguale, perché ci sono anche delle fragilità psicologiche sulle quali bisognerebbe lavorare. Ma tante volte, soprattutto il genere maschile, della fragilità psicologica la vuole negare in qualsiasi modo. Fragilità psicologiche che possono essere dovute a dei vissuti, possono essere anche dovute a perdite di lavoro, insomma a situazioni economiche, ci sono tanti aspetti, ma quell'aspetto lì io non posso poi risolverlo se non ho una protezione, perché il maltrattante, a meno che non faccia un percorso e venga, diciamo così, in qualche modo aiutato da personale preparato a gestire la rabbia, a gestire la sua aggressività, se non succede questo si ritorna al punto di prima, e quindi una volta che il maltrattante non si scusa poi ricomincia, e io sono nelle stesse, cioè io, persona maltrattata, sono nelle stesse situazioni, come lo sono anche i figli, perché a volte ci sono anche come dire, non si pensa alla protezione del minore che vive magari in una sorta di difficoltà dovuta al fatto che i genitori non riescono a gestire la loro rabbia. Ecco, prima diceva l'effetto Cecchettin, insomma è stato un effetto purtroppo nella sua tragicità immensa. Il messaggio, ecco, mettiamola così, il messaggio che sta lanciando il papà della Cecchettin è un messaggio positivo,
perché da quel momento c'è stato un po' un risvegliarsi da parte delle famiglie, delle donne e quindi sono aumentate le denunce. Però ci vorrebbe un passo in più adesso da parte delle istituzioni. Appunto, ci vorrebbe, è brutto parlare sempre di soldi, ma ci vorrebbero dei finanziamenti, ci vorrebbero che i comuni avessero delle somme a tutela del sociale, ci vorrebbe un intervento dello Stato che costruisse dei percorsi di protezione, perché poi è anche protezione non solo della vittima ma anche dell'aggressore, perché faccio un esempio che a me sta colpendo tantissimo, non mi ricordo neanche il nome tra l'altro, quel ragazzo terribile che ha ucciso quella ragazza incinta praticamente all'ultimo mese quasi di gravidanza, di cui vediamo il processo in questi giorni. Voi osservate cosa dicono i giornali, ma anche le immagini di questo signore, sempre con la testa bassa, molto sembra pentito e in uno stato, diciamo così, di grande difficoltà per quello che ha commesso. Noi invece, come dire, sappiamo bene che il giorno dopo che lui avrà scontato la sua pena, nessuno è in grado di sapere se questo non ritornerà a fare atti di quel genere là. E non è detto che lui abbia l'ergastolo come molti noi che chiediamo venga dato. Quindi tutto questo per dire che la protezione serve per la vittima ma anche per chi non è vittima ma chi aggredisce, e ci vorrebbero questi percorsi sia psichiatrici, psicologici che di case famiglia, ma non ci sono. L'intervento, a questo punto lancio una cosa, ci vorrebbe l'intervento del privato. Perché il privato non investe nelle case di protezione? Certo non gli ritornerebbero tanti soldi, ma farebbe un'azione veramente molto importante. Un'ultima domanda prima di chiudere, anzi, perché siamo alla chiusura. Nel suo studio tante le vittime di... Sì, tante le vittime, tante anche bambini in difficoltà, tante situazioni di conflittualità che sono aumentate nell'aggressività e che a volte sono difficili da gestire. Io oggi pomeriggio tratterò un caso che non mi sta facendo dormire in queste notti, e quindi poi non pensate sempre che l'avvocato non sia coinvolto, spesso è coinvolto e a volte non sa come aiutare i propri clienti. Insomma, un disagio sociale che purtroppo, come abbiamo sentito, è in aumento. Noi siamo in chiusura, vi ricordo questa sera ci sarà la trasmissione Ring, gli ospiti, il professor Arturo Lorenzoni, opposizione in Consiglio regionale, docente di economia dell'energia, Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana della Lega, Luigi Susin, responsabile imprese e lavoro Veneto, Fratelli d'Italia, poi Annalisa Nalin Più Europa e Matteo Ribone, segretario regionale della CNA Veneto. Vi ricordo ci saranno le previsioni del tempo fra pochissimo e poi il film I miei giorni più belli. Quindi a me non rimane che ringraziare Antonella Tocchetta per essere stata con noi, insomma, per parlare di un argomento davvero difficile. Quindi Meteo e subito dopo il film. Grazie per averci seguito, grazie ai registi che ci hanno seguito passo dopo passo. Grazie e l'appuntamento è per domani. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al Meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire, tempo in peggioramento, specialmente sui settori alpini. Vediamo il dettaglio di lunedì 15 aprile. Sul Veneto prevalenza di sole, come ci mostra la grafica, con cielo poco nuvoloso. Sulle zone montane schiarite si alterneranno a nubi irregolari e dal pomeriggio avremo degli episodi di instabilità con qualche temporale. Temperature in lieve calo, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà decisamente asciutto e soleggiato, tuttavia in giornata sui rilievi avremo piogge sparse che con il passare delle ore potranno interessare anche qualche zona di pianura. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime intorno ai 22-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento ma solo a tratti perché sarà in aumento l'instabilità.
temperature minime sui 12 gradi, massime intorno ai 25-26 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.